Giuseppe Marco Albano, siamo qui alla Mostra del Cinema di Venezia, dopo 2 anni, ci siamo visti 2 anni fa e ti abbiamo lasciato con Stand By Me, vincitore del premio Fiati Comici. Da quel momento sono passate un po' di tempo e sono successe un po' di cose, no? Con il Stand By Me hai vinto poi il Nastro d'Argento l'anno scorso e hai fatto il tuo primo film, Una domenica notte. Sì, è un'opera prima, Una domenica notte è un film indipendente girato interamente in Basilicata che presenteremo al festival, quindi mi fa piacere anche perché Una domenica notte, essendo indipendente, non ha avuto una distribuzione diciamo nazionale, siamo usciti in circa 25 sale, anche se adesso abbiamo preso contatti con la distribuzione indipendente e dovremmo uscire in molte più sale, quindi speriamo di uscire insomma a breve. Sono qui alla Mostra del Cinema per presentare un nuovo cortometraggio che ho presentato ieri sera in una sezione parallela tramite la Lucana Film Commission, che il titolo è Anna, è una tematica sociale, tratta il tema delle dimissioni in bianco, quindi non più fiati comici diciamo, ma qualcosa di più, un po' più serio sul tema sociale. Certo. Quindi quella si può dire comunque che quella di stasera, perché appunto questa intervista andrà in onda diciamo a seguito del tuo film, è l'anteprima nella regione Veneto, sicuramente, se non nel nord Italia forse. No, nel nord Italia no, perché siamo stati a Milano, siamo stati a Torino, siamo stati in un po' di sale, però all'interno di un festival insomma è una delle prime. Siamo contenti. Cosa dire, cosa è successo dopo quello che ti è parso insomma nel mondo del cinema, per quello che ti riguarda, dopo l'esperienza di Stand By Me, da quando appunto sei venuto a Istrana a ritirare il premio fino ad oggi? Guarda, quello che è successo è stato molto bello perché il corto Stand By Me è stato molto apprezzato, anche quello era un corto indipendente fatto veramente con poco, abbiamo speso pochissimo e siamo arrivati sia alla cinquina di Dario Vatello e poi abbiamo vinto il Nastro d'Argento, quindi è una cosa che mi ha fatto insomma molto piacere e ho continuato su quella strada, su quella scia di Stand By Me fino ad arrivare al lungometraggio Una domenica notte, che è un film sempre indipendente, quindi è anche un film di commedia, come dicevo, l'hanno visto? L'hanno già visto. L'hanno già visto, quindi non posso neanche augurare buona visione, però magari insomma spero vi sia piaciuto, insomma questo è quanto. Bene, grazie mille Giuseppe, speriamo di rivederci, ci rivedremo probabilmente alla serata finale per premiare i vincitori del Fiati Corti. Grazie a voi. E quindi grazie in bocca al lupo. Grazie a tutti, ciao.